Pure questo ministro, bersagliatissima, diciamo, dalle critiche, ha confermato il 14 settembre si va a scuola. Sì, ma lo confermiamo anche noi, cioè, le scuole vanno aperte. Chiaro, non ha la paura di Israele dove sono aumentati i contagi, altri luoghi, l'ha visto? Certo che c'è questa paura, ma senta Avarino, non mi faccia arrabbiare. Allora, le dico ufficialmente, mandare a scuola i ragazzi è un pericolo, lo diciamo così, no? Perché adesso va di moda così, basta dire che c'è un pericolo, poi se succede, Zaia l'ha detto, se non succede nessuno si ricorda più. Ma questo non è modo di lavorare. Mm. C'è qualcuno che può sostenere che le scuole non si devono più riaprire? Cioè, lo dico perché io vedo che ormai anche la comunità scientifica, l'importante è dire che cadrà il mondo, cioè, ma premesso che se per assurdo potrebbe venire anche la fine del mondo, cioè, dopodiché nel frattempo cosa facciamo? Possiamo respirare o dobbiamo aspettare la fine del mondo? Certo. Siamo Presidente, capiti, no? sì, sì, chiarissimo.